Ma la nomina la farò, cioè, mi sono preso, ho voluto dare anche tempo alla Fratelli d'Italia per fare la giusta riflessione, la nomina penso verosimilmente prima, molto prima di fine mese la faremo. C'è una rosa di quanti nomi? Bah, guardi, io ho sentito parlare di tutte persone peraltro con bei curricula e quindi non faccio numeri. Dico che ci sono tante persone che sono assolutamente, potrebbero essere oggetto di questa nomina, dopodiché ovviamente come è previsto una sola farà l'assessore. Molti diceva che non vogliono leggere i reali contenuti dell'autonomia. Ma guardi, se partiamo dalla legge, basterebbe la legge Calderoli, già il primo articolo fuga ogni dubbio rispetto alla solidarietà, alla sussidiarietà e al fatto che sia un progetto unitario. Dall'altro qualcuno fa confusione col termine differenziata, sembra che quasi differenziata sia qualcuno dare il turbo, altri no. Differenziata lo dice, è un termine utilizzato diciamo dai costituzionalisti per definire che ognuno può chiedere l'autonomia che desidera. Tant'è vero che Einaudi nel presentare la Costituzione il 1° gennaio 48 diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta. Considerate che nel 48 avevamo già la Sicilia che aveva uno statuto precostituzionale dove era già autonoma.